Giornata di festa, quella di ieri, organizzata in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato e il FAI, in occasione delle giornate di primavera, svoltasi presso la stazione ferroviaria di Porto Empedocle, messa a lucido per l'occasione, e che ha visto la partecipazione di 1 migliaio di persone, tra giovani, studenti, famiglie, che hanno visitato la struttura, recandosi anche alla fermata di Vulcano, visitando il giardino della Colimbetra, a bordo dei treni storici accompagnati dagli apprendisti ciceroni. Veramente un grande successo, vedete l'edificio, il complesso, nato nella metà dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, per un secolo motore di sviluppo, poi declino, e adesso lo abbiamo lucidato e provato a rimettere in moto, perché può essere ancora un motore di sviluppo per questa zona. Giornata splendida, una domenica mattina bellissima per la città di Porto Empedocle, in occasione delle giornate FAI oggi abbiamo l'Open Day anche nella stazione ferroviaria. È una veramente grandissima soddisfazione, si respira un'atmosfera bellissima ed è quello che veramente ci vuole in questa splendida città che finalmente sta, con difficoltà ma sta risalendo la china, e siamo felici, soddisfatti. Ringrazio tutti coloro che sono spesi ovviamente per questo splendido evento e insomma siamo contenti, così è il viatico giusto per il futuro di questa città. Ecco, diceva l'ingegnere delle ferrovie, è un luogo dove si può fare cultura, tante iniziative, jazz, insomma può essere un luogo di ritrovo questo, assessore alla cultura? Sì, io penso che la cultura e quindi il turismo siano alla base di questa rinascita positiva di Porto Empedocle. Nella prova queste 2 giornate, il tripudio di gioia, di gente, di bambini che sono stati qui in visita, qui ma anche alla Torre, al Comune, alla Chiesa Madre, che sono stati gli altri 3 punti FAI. Io penso che questa sia appunto occasione di rinascita e speriamo che non si riduca, ecco, alle sole giornate FAI, ma che sia l'inizio di una nuova era di Porto Empedocle. Questa giornata è stata molto bella e pure ricca di persone che erano molto interessate a sentire le nostre spiegazioni, mie e di altri nostri compagni. Secondo me il FAI è una cosa molto buona per lo sviluppo dei centri turistici. Quindi voi avete le schede tecniche e spiegate alle persone diciamo, l'originale come... Sì, noi spieghiamo questo, invece ci sono altri compagni che tipo spiegano il palo indicatore, lo scartamento ridotto e molte altre cose. Qui invece noi come Mariterra, qui siamo l'associazione culturale di Porto Empedocle e noi vorremmo risvegliare la memoria marinara di questo posto, e visto che le ferrovie hanno uno storico importante insieme al porto, insomma siamo qua per ricordare la nostra gente che... di questa giornata? È bellissimo vedere una rigenerazione di questa, è importantissimo. Ora la comunità deve rispondere pure, no? Ancora di più, non soltanto oggi ma nel futuro, quindi sostenere. Credo che sia importantissimo, che sia una zona abbandonata, invece adesso la comunità può ritornarci, vivere, si possono organizzare tante altre cose, è come aver recuperato un tasso culturale, esatto. Infatti già si pensava di fare mostre cinematografiche, rassegne cinematografiche, rappresentazioni teatrali, perché no, il posto si presta, anche a livello paesaggistico è bellissimo, no? Essere qui. E quest'anno siamo per la 6ª volta impegnati nelle giornate di primavera del FAI, è un'occasione meravigliosa per noi ripetere ogni anno questa esperienza, perché ci arricchisce professionalmente ma soprattutto umanamente. I nostri alunni sono impegnatissimi, sono tutti molto preparati e si trovano disseminati un po' in tutti i siti di Porto Empedocle, a partire dalla stazione storica di Porto Empedocle Centrale, per poi non parlare appunto della Torre di Carlo V, la Chiesa Madre, il municipio, il porto e le statue, il complesso monumentale Empedocle. I nostri ciceroni quest'anno sono ben 125, disseminati, come ha detto la collega, in tutto il territorio. Hanno dato, penso, il meglio di loro stessi, perché abbiamo ieri avuto 1600 presenze, oggi pensiamo ancora di più, quindi abbiamo veramente superato noi stesse. Siamo stati qui in queste 2 giornate soddisfatte, stanche, però i nostri ragazzi sono veramente felici, e questo grazie anche ai visitatori che ci sono venuti a trovare.